Movida fuori controllo al viale delle Dune a San Leone, urla, schiamazzi, file di auto. Molte marciano anche in controsenso, musica a palla per le traverse limitrofe, ragazzi al massimo ventenni, giovani esagitati che urlano contro un buttafuori che ha appena svolto il suo lavoro, gridano ai 420 che gliela faranno pagare. Questa è la foto appena scattata dal consigliere comunale Carmelo Cantone, presidente della quinta commissione turismo, che afferma come una movida già da tempo fuori controllo, in estate a San Leone, in inverno nel centro storico si vive, continua Cantone, tra risse, uso elevato di alcol e stupefacenti, musica ad alto volume fino all'alba. Tutto ciò finisce per diffondere un clima di tensione e di insicurezza tra commercianti e cittadini e turisti che danneggia l'immagine e l'attrattività di un territorio come quello di San Leone. Siamo certi, continua Cantone, che il sindaco e le forze dell'ordine si occuperanno con urgenza, in maniera ferma e decisa del fenomeno, non della movida ma delle sue forme di scellerata degenerazione.